Dopo giorni di tensione, l'Ars trova la quadra e respinge la mozione di censura all'assessore alla sanità Ruggero Razza, con un voto che vede 24 deputati favorevoli e 36 contrari. Il centrodestra si ricompatta. Lo fa al termine di un'altra giornata difficile che vede l'opposizione puntare il dito contro Razza, con il soccorso esterno di parte delle opposizioni, dagli ex grillini di Attiva Sicilia, che votano contro, a 2 deputati di Italia Viva, che invece si astengono al voto. Posizioni che comunque risultano ininfluenti. Il governo da solo avrebbe retto comunque l'onda d'urto. Un'onda respinta ieri a fine giornata da un lungo intervento di replica dell'assessore che rompe il silenzio dopo giorni. Con una parziale ammissione: possono essere stati compiuti errori dei quali è mio dovere assumermi la responsabilità, dice Razza, ma nessun posto letto mi è mancato. Di quelle morti dolorose non è possibile addossare una responsabilità politica a me. Si sceglie la lente dell'ordinarietà per valutare la straordinarietà. Si parla dell'inverno come se fosse la primavera. Sarebbe bastato mostrare il confronto fra le regioni per notare come la suggestione di un dato isolato localmente sia bugiarda. Poi c'è ovviamente un passaggio sulle terapie intensive e sull'audio del dirigente Mario La Rocca. Non è serio da parte mia parlare di fatti che vedono le istituzioni nazionali monitorare il nostro operato specifico. Collaboriamo come sempre con il ministro Roberto Speranza.